In Gaia è un grande sogno, è un sogno che sto sognando da 10 anni e che è partito un anno fa, è un'associazione che, come dice il nome, In Gaia, aiuta le persone a tornare in contatto con la natura. In Gaia perché spesso pensiamo di essere un'altra cosa rispetto alla natura, ma invece noi siamo parte di Gaia, del pianeta vivente. Abbiamo visto che il primo passo per aiutare le persone a ricollegarsi con la madre terra è quello di farli interagire con gli animali da reddito, farli interagire in maniera empatica, proprio perché quando riesci a capire che questi animali non sono molto diversi da un cane o da un gatto, inizi a ricalibrare la tua relazione con la natura. In questa fase ci stiamo concentrando sul primo progetto, che è la fattoria delle coccole. Qui la vedete in versione montana e quindi l'alpeggio delle coccole, dove salviamo animali da reddito e li facciamo incontrare alle persone, proprio per cercare di buttare giù questa barriera culturale che si è creata tra l'uomo e l'animale da reddito.